Noi vogliamo dare con questa mostra anche un messaggio positivo, che in questi campi, come nel mondo dei migranti, ci sono persone che hanno veramente tanta voglia di comunicare, tanta voglia di lavorare, tanta voglia di proporsi come persone, come artisti. Se un moto di umanità non fosse sufficiente ad aprirci gli occhi, i numeri dello spopolamento dovrebbero farci comprendere che Belluno, Treviso, il Veneto hanno assolutamente bisogno dei migranti. Quanti sono nel mondo gli sfollati, i profughi, i migranti, i rifugiati? Sono diverse decine di milioni, soprattutto persone costrette a lasciare le proprie case a causa di guerre, persecuzioni, violenze. Molti le lasciano per cercare condizioni di vita migliori e bussano anche da noi. A Treviso, nelle gallerie delle prigioni, si è appena aperta una mostra che si intitola Out of Place, arte e storie dai campi rifugiati del mondo, visitabile fino a tutto giugno. L'ingresso è gratuito. La fondazione Imago Mundi, legata alla famiglia Benetton, ha individuato e chiamato a raccolta quasi 200 artisti che vivono o hanno vissuto in campi per rifugiati e che hanno trasposto nell'arte le loro storie. Abbiamo parlato con i curatori della mostra, alla quale ha collaborato anche l'agordino Gabriele Riva. La mostra dal titolo Out of Place, arte e storie dai campi rifugiati del mondo è un manifesto alla creatività in alcuni dei posti più difficili del nostro mondo. Si tratta di 12 campi profughi sparsi per il mondo che ci hanno offerto la straordinaria scoperta che la creatività non solo è possibile in questi posti, ma che rappresenta un veicolo di manifestazione, di espressione e consente agli artisti di manifestarsi come tali. Artisti, quindi sono 162 gli artisti rappresentati qui, e la loro è una storia non solo di sopravvivenza, ma appunto di creatività, di dinamismo, di straordinaria energia. Sono 162 le opere sul formato di Imago Mundi, 10x12, accanto a video, installazioni e altri lavori di grande formato che raccontano le storie e che raccontano come l'arte sia possibile all'interno di questi posti. Il progetto è nato da un'idea del signor Luciano Benetton, che vedendo una mostra che abbiamo realizzato precedentemente proprio qui alle prigioni, ha visto un video delle donne yazidi che vivevano in un campo profughi e ha detto: ma non credevo che nei campi profughi ci potesse essere un altro tipo di vita che l'accoglienza. E noi abbiamo cominciato a renderci conto, studiando un po' attraverso dei collaboratori con cui abbiamo lavorato in passato, che nei campi profughi c'erano delle persone che lavoravano come artisti e noi le siamo andati a trovare attraverso dei curatori locali, delle persone locali che ci hanno aiutato a mettere insieme le opere. C'è da dire che i campi profughi sono delle strutture chiuse e dove ci sono i rifugiati. Attualmente i rifugiati nei campi profughi sono più di 7 milioni. Ogni anno le persone che lasciano il proprio paese sono più di 110 milioni e ovviamente in questo mondo ci sono comunque degli artisti. Noi abbiamo esperienza che in passato persone che sono passate per i campi profughi oggi sono artisti molto importanti e molto significativi. Ecco, noi vorremmo che attraverso questo processo di identificazione di queste persone come artisti contribuiamo a rendere più visibile questo mondo, perché noi siamo soprattutto abituati a confrontarci con i migranti. Questi sono rifugiati, cioè sono persone che decidono di stare in prossimità del proprio paese, pensando e sognando di poterci rientrare, oppure attraverso dei meccanismi dell'ONU avere la possibilità di arrivare in un altro paese. Noi insieme ai rifugiati abbiamo voluto affrontare anche i migranti, perché non sono dei temi che non ci sono familiari. I migranti noi li conosciamo come migranti economici, come persone che sono costrette a lasciare il proprio paese per un destino migliore per loro e per le loro famiglie. Il processo di integrazione è un processo che ci sta a cuore, proprio perché rappresenta la possibilità di queste persone
che attraverso la rotta del Mediterraneo vengono in Italia o negli altri paesi europei di poter essere integrati e di trovare un lavoro. La nostra provincia si sta spopolando e avremmo davvero bisogno di introdurre queste persone e farle diventare parte del nostro tessuto sociale. Forse anche questa mostra può servire. Siamo andati a cercarli a casa loro che è una casa provvisoria, ovviamente, precaria, si tratta dei campi, ma sempre case sono, così come lo dimostrano pienamente i lavori in questa mostra. Quindi vi invitiamo ad approfondire la mostra, ad approfondire le storie, e questa è la prima tappa necessaria di una conoscenza che porterà moltissime risposte. Dal punto di vista tecnico, voi agli artisti che cosa avete chiesto? Avete dato delle indicazioni per la loro espressività? Avete dato un tema? No, è una domanda molto interessante. Noi agli artisti ci siamo relazionati come artisti, perciò non abbiamo voluto in qualche modo dare degli input su quelle che potessero essere delle tematiche, però le tematiche che vengono fuori dalle opere realizzate riguardano la famiglia, riguardano il futuro, riguardano il passato, riguardano dei temi che con cui noi non ci confrontiamo, i temi della vita, della morte, i temi della sopravvivenza, i temi dell'esodo, e sono temi tante volte trattati anche con leggerezza, con dolcezza, perché il campo alla fine ricrea una comunità, ricrea un'identità di un popolo, ricrea dei momenti di vita condivisa, per cui noi vogliamo dare con questa mostra anche un messaggio positivo, che in questi campi, come nel mondo dei migranti, ci sono persone che hanno veramente tanta voglia di comunicare, tanta voglia di lavorare, tanta voglia di proporsi come persone, come artisti, e abbiamo per questo allineato insieme alla rotta del Mediterraneo un altro grande problema che affligge il Sud America, che presenteremo nella seconda parte della mostra, perché questa mostra avrà un seguito con l'apporto di altri 3 campi, per cui passeremo dai 12 campi attuali a 15, avremo una sezione dedicata all'Ucraina, che in questo momento rappresenta di per sé un campo e dentro e fuori il paese, e avremo un altro segmento che si aggiungerà, che è la rotta del Sud America, cioè le persone che vivono nei 4 stati, diciamo, sotto il Messico, che si incolonnano per andare in Messico nell'illusione di poter entrare. Nell'illusione, perché il più delle volte è soltanto un'illusione, di poter entrare negli Stati Uniti. Questo è un invito nel labirinto, ecco, in un labirinto immaginario di quello che i rifugiati hanno come esperienza di vita reale, e dietro di lei in questo momento si trova una delle protagoniste delle fotografie che troviamo qui. Sono storie di vita di persone arrivate in Italia attraverso i corridoi del Mediterraneo, storie che colpiscono, ma soprattutto, come dicevano gli autori di questo progetto, il fotografo Mohamed Keita e il giornalista Luca Attanasio, a parte la tragedia di tutti, il messaggio è di percepirli come supereroi, non solo come storia di sopravvivenza, ma di più, di trasfigurare di un'esperienza essenziale, fondante per la loro vita, che però porta tantissimi messaggi di positività, messaggi di vita reale, vita vissuta, di forza, di trasformare un'esperienza limite in una esperienza estremamente arricchente, non solo per loro a livello personale, ma per un'intera comunità.